Allora, rieccoci, un altro capitolo. Sostanzialmente l'Italia è ancora a rischio. Rischio default, rischio finire commissariata come la Grecia, con una troika della situazione, perché vabbè, qualche mese fa se ne parlava, poi le piccole riformine di Renzi, gli aggiustamenti, oh che bravi, è andata avanti, cioè, ma onestamente come veniamo visti? Pensate, torniamo indietro a 3 anni fa, quando lo spread era quasi a 700. Bel Ci, gioco dello spread, è un giochino, dai. ci stava meglio allora o oggi? Si stava meglio Meglio allora, allora, eppure lo cioè. spread era a 700. Oggi, quindi che cos'è che ha prodotto questo contenimento, abbassamento della temperatura? Innanzitutto le reti di protezione finanziaria che hanno varato in Unione Europea, quindi salvaguardiamo le banche, i risparmi, tuteliamo i governi da possibili fenomeni di insolvenza e così via discorrendo, ci sono riusciti. Tanto è vero che oggi l'Eurozona effettivamente è più forte rispetto a più solida rispetto a 3 anni fa, potrebbe anche fare a meno della Grecia, cosa che invece non si poteva tempo addietro. L'Italia ha beneficiato, soprattutto il sistema bancario nazionale, quindi le grandi banche sistemiche nazionali hanno beneficiato degli aiuti, le riforme di riassetto patrimoniale. Oggi le possiamo considerare notevolmente più solide rispetto a 2 o 3 anni fa, nonostante che esistano i famosi problemi di sofferenze per oltre 200 miliardi, che Certo. qualcuno prima o poi si prenderà elegantemente in corpo. E però l'Italia rispetto al 2008-2009 non è più in grado di reggere a un cosiddetto shock esogeno, cioè facciamo un'ipotesi estrema che si riverifica un'altra Lehman Brothers. È possibile questa ipotesi? Sì Cioè, che è possibile, purtroppo è è molto nelle possibile, è nelle previsioni. è improbabile, cioè ha un coefficiente di probabilità che tutto sommato è abbastanza contenuto, però è possibile. Se questo si verificasse, l'Italia non è più in grado di reggere finanziariamente coi propri conti A uno come nel shock di questo. 2008. Cosa vuol dire che non è in grado di reggere? Vuol dire che ci saranno delle poste contate, dei capitoli di spesa del paese a cui si dovrà attingere in misura straordinaria, quindi potrebbero essere pensioni, ammortizzatori sociali, forniture ospedaliere e così via discorrendo. Bastano quei 30-40 miliardi che mancano in termini di raccolta o drenaggio fiscale, che chi governa li deve andare a prendere altrove, quindi con una tassazione straordinaria o con i famosi interventi che vanno a colpire, non so, parte della fiscalità, le famose exit strategy che hanno varato per i prossimi 3 anni. Se non si arriva a questo tipo di raccolta con la fiscalità diffusa, l'IVA passa al 23, poi al 24 e così via discorrendo. Quindi io da imprenditore italiano e anche da analista finanziario sono tutt'altro che confortato da quello che vediamo. Sono consapevole che i prossimi 5 anni, mediamente per il contribuente, per il risparmiatore e l'investitore italiano, il clima non sarà assolutamente roseo e di conforto. Ricordiamo che abbiamo sempre poi dei rischi attorno a noi geopolitici non Enormi, indifferenti, infatti. che se per caso vengono gestiti diplomaticamente male, ci troviamo oltre alle problematiche economiche anche quelle militari, quindi Meglio non E per quanto riguarda invece l'investitore italiano, ovvero l'imprenditore, perché poi è inutile negarlo, almeno nel Veneto, molto si gioca sul discorso delle piccole imprese che danno lavoro più che non del sistema dell'apparato pubblico. Ci sono possibilità che ci sia un po' di respiro per i consumi interni o secondo lei non si ravvede molto, proprio per sì. l'andamento della finanza in generale? Allora, il mercato degli investimenti, il mondo degli investimenti in Italia in questo momento qua è congelato, nel senso che c'è un mare di liquidità parcheggiato che non rende niente e tutti quanti hanno paura di investire in borsa, nelle E questo è obbligazioni. un danno incredibile comunque. Sì, si chiama tecnicamente la trappola della liquidità, cioè nel momento in cui qui fuori si percepisce che non c'è un miglioramento sostanziale, che l'anno prossimo probabilmente sarà peggiore, che i figli hanno problemi di inserimento occupazionale, chi ha risorse
non le va a impiegare per comprarsi l'automobile nuova, per andare in Certo. vacanza 3 volte all'anno, per rifare il tetto dell'abitazione, dice vabbè, sto come sto, mi tengo le risorse in modo tale da poterne attingere se ce ne dovesse essere occasione, è quello che sta accadendo di fatto. Quindi Imbalsama però l'economia, di fatto, questo è no, un... rischia di creare il fenomeno che poi per la quale sta combattendo la banca centrale deflattivo, per cui Beh, siamo in deflazione, insomma, sostanzialmente. Si rischia anche una patrimoniale? è da 2 anni che abbiamo questo rischio, a parte il fatto che esiste già la Sì, patrimoniale, beh, sotto forma di tante mini ne abbiamo di patrimoniali tutti che i sono tipi, venute esatto. fuori lentamente in 2 anni. Ecco, mentre prima l'Italia tutto sommato tassava a dismisura l'attività produttiva e il lavoro, e blandamente il risparmio, ecco oggi anche il risparmio Non ha smesso gestito da è quella stato parte. massacrato, quindi non ha più... Io vedo personalmente a livello professionale in piccoli imprenditori o persone che hanno disponibilità anche modeste che portano i 30, i 40, 50 mila euro chiaramente nel pieno del rispetto del monitoraggio fiscale nella banca in Austria, in Perché sono Inghilterra. istituti più sicuri, qual è la Perché li differenza? considerano loro più sicuri. Pensiamo solo all'Austria che adesso ha le banche della Carizia che non si trovano in una situazione tanto confortevole. Bravissimo. Infatti volevo dire, vista dalla sua analisi finanziaria continua e il monitoraggio che ha, quali possono essere invece istituti più sicuri genericamente in un discorso Europa, quindi sì, di movimenti chiari, certi? Beh, in Europa sono quelle 50, circa 50-60 grandi banche di portata nazionale e internazionale che sono state obbligate a cure di snellimento e ripatrimonializzazione forzata da parte della BCE. Qua in Italia abbiamo le famose 12 grandi, insomma le grandi realtà che conosciamo da anni, più poi tutta una serie di banche popolari di grandi dimensione, non so, da Veneto Banca, qui per parlare del nostro territorio, Popolare di Che ha Vicenza, avuto qualche problemino, sì, beh. e così via, che sono state obbligate a una serie di operazioni di rafforzamento patrimoniale proprio con l'idea di essere in grado di poter reggere a fenomeni finanziari improvvisi, esogeni, Quindi che c'è un equivalente, che sia una banca italiana o che sia una banca tedesca, c'è un'equivalenza io o sì, no? personalmente non consiglio a nessuno di detenere disponibilità liquide superiori ai 100.000 euro su qualsiasi banca, perché almeno sulla carta quella famosa soglia dei 100.000 ce la garantiscono. Poi per chi ascolta e lo sente per la prima volta, dal 2014 è stato varato in Europa il cosiddetto bail-in. Che cos'è il bail-in? Pensiamo a quello che è accaduto a Montepaschi, cioè quando una banca va in difficoltà arriva il governo, anzi arrivava il governo e in qualche maniera faceva un prestito ponte, un aiuto di Stato e riusciva a aiutare finanziariamente l'azienda in ragione temporanea. Dal 2014 questo meccanismo di intervento è stato soppresso, adesso vi è il bail-in, cioè tutte le banche nel momento in cui si trovassero in difficoltà devono drenare internamente le risorse per il proprio salvataggio, andando a colpire rispettivamente prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti e in misura ultima anche i correntisti depositanti con una soglia di sicurezza dei famosi 100.000 che è destinata comunque a abbassarsi a 30.000 nei prossimi 50 anni per uniformarsi alla media, alla soglia tedesca. Quindi sappiatelo a casa, se io oggi investo in un'obbligazione bancaria di qualunque che sia quotata alla banca o non quotata, Sono i primi a essere se la colpiti. banca in questione va a replicare i grandi successi di MPS o di altre banche in difficoltà che sono in una situazione di ancora limbo finanziario, non ci sarà più la fiscalità diffusa e il governo che effettuano aiuti di Stato per salvaguardare la banca in questione, il che personalmente lo vedo anche come una soluzione meritevole, perché Certo. non si può scaricare sempre sui contribuenti gli errori che ha fatto una classe dirigente sbagliata. Sì. Quindi gli azionisti e in misura secondaria gli obbligazionisti devono tenere i fucili puntati contro chi governa l'istituto di credito, perché nel momento in cui va male saranno loro da oggi in poi i primi a rimetterci.
arrivando addirittura anche ai correntisti. Badate bene che la scorsa estate in Portogallo il Banco di Spirito Santo ha vissuto una situazione similare, cioè è stato salvato internamente andando ad attingere a colpire gli obbligazionisti che hanno subito una perdita dei propri conferimenti attraverso la ristrutturazione del debito. Quindi io oggi starei molto attento ad investire in strumenti emessi da istituti di credito se queste banche non hanno dei coefficienti di solidità o dei meccanismi di controllo particolarmente attivi. Quindi devono essere le grandi banche sostanzialmente, però non c'è neanche certezza, non c'è perché più. non c'è più, cioè, Anche, ecco, in 3 anni è successo questo. Allora, se torno indietro a 4 anni fa, paradossalmente le banche più piccole, quelle che so, le casse rurali, erano più sicure certo. perché non erano state colpite dal contagio finanziario con i mercati finanziari. Poi che cosa è accaduto? Ci sono stati riverberi su l'occupazione, le imprese e così via discorrendo, l'immobiliare non ne parliamo, e quindi anche le piccole hanno subito gli effetti della crisi economica, non della crisi finanziaria. Però quando la crisi finanziaria è scoppiata di mano e sono arrivate le banche centrali, la Troika e così via discorrendo per aiutare i soggetti in questione, le grandi banche nazionali oggi non sono più sotto l'egida di Banca d'Italia, ma sotto il cappello della BCE, che è particolarmente severo. Mentre le piccole banche territoriali sono lasciate a se stesse. Quindi paradossalmente oggi si è invertito il rapporto, non dico rapporto di solidità, ma di tutela, in cui le grandi banche, avendo un dio dall'alto dei cieli molto severo, cattivo, che obbliga a dismettere questo, a chiudere filiali e così via, mentre le piccole, che sono indipendenti, si trovano in una situazione... C'è chi ci scrive che dà una interpretazione riassuntiva di quanto sta dicendo. Materasso, punto di domanda. No, Materasso dimenticata, anche perché visto l'ondata di furti che ci sta colpendo, tenere denaro a casa è proprio assolutamente sconsigliato. Ma assolutamente rischiosissimo, infatti. Ma a questo punto cosa è il conto corrente? Perché se dice che le obbligazioni sono rischiose, le azioni sono rischiose, la casa è tartassata, chi ce l'ha? Fino a qualche anno fa l'uomo più ricco del mondo era Warren Buffett, oggi è Putin. E Warren Buffett è diventato ricco utilizzando una strategia di investimento che è di una banalità elementare. Lui non ha mai investito il 100% delle proprie risorse, rimaneva investito tra il 50 e massimo il 60%. Il 40% lo teneva in liquidità, pronto qualora ci fossero state delle occasioni sul mercato per crisi finanziarie, shock esogeni e così via. E fu proprio attraverso questa metodologia che comprò a sconto partecipazioni azionarie famose, dalla Coca-Cola alla McDonald's alla Goldman Sachs. Quindi aspettando che arriva il bubone, aspetto che ci sia il sangue per le strade in termini finanziari e poi vado a comprare a sconto del 70-80%. Assolutamente, quindi stare un in po' questo momento la liquidità potrebbe essere un cosiddetto costo opportunità, non devo essere per forza di cose investito, ma poi magari, come avremo modo di dire tra poco, visto che ci sono in un non lontano orizzonte dei rischi finanziari che arrivano dall'Asia. Esatto, parliamo di questi, esatto, che rischi ci sono effettivamente? Perché qua si è parlato di una nuova botta pesante. È inutile negarlo. Se ci soffermiamo a fare mente locale, da dove abbiamo avuto origine i nostri mali, dobbiamo tornare indietro agli Stati Uniti, i famosi mutui subprime. Certo. 2007, quando arriva questa parola che tanti non avevano mai sentito, denaro erogato con troppa facilità, con requisiti di merito bassissimi e senza tanti controlli, ha creato quella grande bolla prima finanziaria e poi immobiliare che ha devastato tutte le economie avanzate. Ecco, quello che è accaduto negli Stati Uniti, che poi per i processi di delocalizzazione finanziaria hanno colpito tutte le economie avanzate, sì, da circa 3 anni
che si sta verificando in Asia, in particolar modo in Cina. Cioè la Cina ha implementato lo stesso modello di sviluppo, consentendo di avere mutui facili per comprare la prima abitazione alla famiglia Per di muovere contadini. l'economia dentro, E così via. interna. Qual è la differenza tra Cina, o meglio Asia, e sì. Stati Uniti? Ci sono due differenze. Una che per noi occidentali abbiamo difficoltà ad attingere ai dati loro, quindi Avere le informazioni sul loro stato di salute la o di censura del malattia. Partito Comunista sappiamo come funziona, quindi ci sono voci, rumors di corridoio che parlano di. Un altro, ed è l'unico elemento a loro favore, è la cultura asiatica del debito. Cioè, mentre noi occidentali facciamo un debito, qualcosa va male, cos'è che diciamo? Chi se ne frega, problemi della banca, problemi del governo, non pago il debito, sono contento, anzi è il sogno di tantissimi italiani non pagare un prestito contratto con la banca. In Asia, in particolar modo in Cina, il debito è sacro, cioè è un disonore familiare non pagare un prestito che si è contratto con un partner commerciale o non parliamo con un istituto finanziario. Cioè arrivo a dire che sembrava una castroneria per noi, arriverebbero a vendersi anche un rene pur di pagare un debito contratto, perché proprio nella loro cultura è un disonore per l'intera famiglia se chi ha contratto un debito non lo restituisce. Quindi questo è l'unico aspetto che noi vediamo positivo nel momento in cui dovesse subentrare o scoppiare di mano la crisi finanziaria del debito facile anche in Asia. Ma ci sono gli estremi, lì hanno numeri diversi comunque da Sì, noi. numeri diversi, nel senso che sono 5 volte quelli degli Stati Esatto. Uniti. Allora, la Lehman Brothers, che rappresentò l'acme del fenomeno con i suoi 750 miliardi di insolvenza, in Cina si parla di un importo 5 volte tanto. Quindi se dovessero replicare il comportamento degli anglosassoni, cioè altro che 1929, se si ferma l'Asia a pulsare finanziariamente, cioè, noi vediamo il peggio dei tre mondi. Ma di questo c'è una consapevolezza, quindi ci saranno anche dei paraurti economici che saranno dei paracadute che ma verranno anche negli fatte. Stati Uniti nel 2006, nel 2007, io Ma ho forse scritto un non si libro su immagina. questo, c'erano la consapevolezza, ma la maggior parte dell'establishment finanziario, ma sì, ma si risolverà, i mobili crescono sempre, e poi abbiamo visto che cosa è accaduto, cioè grandi case di gestione, grandi fondi di investimento, grandi speculatori hanno perso fortune costruite magari in poco tempo, quindi io starei attento perché fatalità, la data che danno come possibile convergenza spiacevole di tutti questi Spiacevole, è chiamiamola. proprio il 2017. Ah. Perché per adesso, 2015-2016, saremo drogati finanziariamente da Europa e Giappone con le loro banche centrali che continuano letteralmente a creare denaro dal nulla, a supportare banche, così. Quindi gonfieranno una bolla finanziaria e terranno il valore di tanti asset finanziari artificiosamente elevato. Poi quando finirà o l'economia sarà ripresa, ma ripresa vigorosa, parlo di 3 punti percentuali di PIL, che ne so, per l'Italia, Non è così, ok. altrimenti ci sarà un impatto devastante, rivedremo delle possibili contrazioni di mercato. Ma perché avverrà questo necessariamente? Può darsi che invece si eviti. Può darsi che si eviti, perché questo perché questo si possa evitare, ci dovrebbe essere proprio un'esplosione di crescita e di consenso economico di tutte le economie avanzate che riprendono a fare le locomotive, quindi insomma, Esatto, questo non è possibile, infatti, perché i ritmi sono troppo lenti. perché l'elemento chiave che può sprigionare questa propulsione è rappresentato da un apporto demografico ingente che non si verifica a meno che questo apporto demografico non arrivi dal Nord Africa.
E lì magari possiamo parlare. Esatto, però una porta, adesso andiamo subito in pubblicità, però l'apporto demografico per che cosa? Visto che se anche avviene un apporto, sta avvenendo un apporto demografico importante, non trova lavoro, non trova cosa serve questa, cioè spieghiamolo a chi ci ascolta. Per il 2020 l'Unione Europea stima di far entrare dentro i suoi confini dagli 8 agli 11 milioni di immigrati provenienti soprattutto dal Nord Africa, parte del Medio Da Oriente. dove stanno arrivando? Quindi facciamo 4 calcoli, l'anno scorso sono stati 300.000, per quest'anno si stimano 500-600.000, ci arriviamo per quegli importi. A che cosa servirebbero Esatto. queste nuove risorse umane? Servono per rendere sostenibile finanziariamente il pagamento dei sistemi pensionistici europei e dopo per agevolare la crescita economica. Quindi dovrebbero lavorare questi che dovrebbero All'inizio vengono aiutati, supportati, e poi si presuppone che contribuiscano. Ma allora questo è un controsenso con i nostri giovani che invece sono stimolati, spinti ad andare all'estero, perché abbiamo I fiumi. nostri italiani, attenzione che i giovani degli altri paesi, tranne forse un pochino la Spagna, non vanno via dal proprio paese, rimangono lì. Cioè noi andiamo via perché siamo esportatori di eccellenze accademiche e importatori. Questo è la politica industriale del paese, esportare eccellenze e importare manovalanza generica priva di competenze. Questo è il modello industriale che ha l'Italia, che non va da nessuna parte con questi numeri. Ecco. Detto questo, noi invece andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.